Io lo conoscevo un po', la Sicilia, sono passata qui per le vacanze quando io avevo 20 anni, ma Trapani per me era poi proprio una scoperta. Sono venuta prima a Val d'Erice e poi avevo la fortuna di trovare veramente una casa bellissima al via Garibaldi e così ho messo piede qui a Trapani. E poi Cibelina io ho conosciuto dopo, come questa incidenza con terremoto, quello mi ha molto attaccato, no? Cibelina che è distrutta del terremoto, da dove sono venuto io dell'Umbria, era il terremoto che mi ha fatto partire di quella zona lì e mi sono trovato lì in quell'ambiente, diciamo 30 anni fa, era tutto un po' diverso, come oggi. Anche Trapani non è più questo Trapani di oggi, sono come due mondi, due città diverse. Questa arte concreta o anche arte costruttiva nelle zone, nei paesi in Italia non è molto conosciuto, non è molto frequentata. È una lingua e ho anche una posizione nell'arte nel mondo nata da Theo van Doesburg, quello era già nel 1893, mi sembra. Poi prima erano i russi con Casimir Malevich, con questo famoso quadro nero che hanno proprio rivoluzionato il vedere come prima nella pittura i paesaggi, diciamo, e dopo con il minimalismo si è cambiato tutto. E, la base era proprio che si costruisce non solo i quadri, ma anche un modello di pensare. E, con le forme, solo con le forme e con colori. E, da lì è spuntato fuori questa nuova linea nell'arte contemporanea. Ci sono fatti meravigliose opere che hanno molto influenzato tutto il mondo, tutto il nostro pensare. E, questo diciamo più o meno è la partenza, poi c'era il Bauhaus, erano i Zürcher Konkreten, erano tante diverse vie che ha preso questo linguaggio dell'arte concreta. E io diciamo che sono cresciuto più o meno alla fine di questa evoluzione a Zurigo. Sono rifiutato un po' di questo rigido delle regole molto molto preciso, molto chiare, molto formale. Mi hanno stretto, non so se si può dire, mi hanno stretto, mi hanno strinto, non mi sentivo più dentro lì. Allora mi sono liberata e proprio su quello io credo c'è anche il mio lato, quello che io posso dare a questa arte concreta è il nuovo spirito, il spirito di liberarmi di tutte queste le regole troppo strette. A me mi piace tanto di prendere lo spunto dell'ambiente, proprio dai luoghi dove sono. E qui a Trapani mi ha molto attirata l'architettura. I primi quadri da quelli che sono partiti erano diciamo, l'architettura di Federico II e poi anche l'architettura islamica, queste cose che sono forti qui in Sicilia. Questo per esempio è uno degli ultimi che ho fatto e, e lo sguardo diciamo più o meno sul mio studio che io ce l'ho sopra la città. Allora prima io ho lavorato con le planimetrie, ho trasformato le planimetrie, ora proprio sto trasformando quello che io lo vedo. E, qui c'è l'ispirazione delle saline di Trapani. E come sono anche nelle saline ci sono le ordini, ci sono le strutture, quelli mi hanno molto affascinato e ho provato a darlo il stimolo, il sentimento del sale, come è molto caldo nelle saline e tutto quello è un messo insieme, come anche qui quando io l'ho provato con il blu, quando c'è
queste vasche, no, che cambiano il colore dal celeste fino al viola. Allora io l'ho preso di qua e quell'ultimo è proprio il bianco bianco, no? Come il bianco ha mille sfumature. Ho messo nel mio pensiero, si incontravano qui tutti i colori, tutte le forme, è uscita, diciamo, questo trittico che io lo chiamo saline. I colori prendono proprio spunto dalla idea dell'archeologia, il rosso, quello rosso pompeiano, la cenere, il grigio, rosso sempre la passione, la gioia del lavoro, e forse questo bronzo proprio quando si sta in scafi si trovano i tesori nascosti dei secoli. Queste sono le cose che a me mi interessano dell'architettura siciliana. Si sente in questi ruderi, in questi resti che rimangono di quella grande alta cultura, ancora c'è il stimolo, qualcosa dentro è rimasta. È questo che mi fascino anche per riscoprire l'anima di quello, di tutto quello, di queste grandi culture che sono passate qui in Sicilia. Io sono venuta in Sicilia per la cultura e non per il mare o del sole. Questo è bello, certo, fa tutto un bell'insieme, ma il mio desiderio era proprio sentirmi uniti con la storia della Sicilia in un'altra maniera, con un altro modo.